non li rimproveriamo se vogliono divertirsi con una festa in più. Per i bambini non c'è davvero niente di male. Assolve Halloween con un sorriso il vescovo di Treviso Michele Tomasi, accondiscendente con la dilagante passione dei più piccoli per zucche, scheletri, streghe e caramelle, la vigilia di Ognissanti, per far comprendere a bambini e ragazzi come la solennità celebrata dalla Chiesa Cattolica sia più importante di dolcetto o scherzetto. Secondo Monsignor Tomasi non ha alcun senso demonizzare Halloween, la strada da imboccare è tutt'altra. Positivamente diciamo loro anche nel resto della vita e dell'anno e della settimana che è più importante amarsi che combattersi, è più importante aiutarsi che approfittare degli altri, e così metteremo anche tutte le feste in gerarchia, da sole. Rivolgendo il pensiero a giovani e giovanissimi, la preoccupazione espressa dal vescovo è ben altra. Io ho il timore che le giovani generazioni non trovino spazio dalle vecchie generazioni, da noi. Mi piacerebbe tanto che entrassero al centro della nostra vita perché sono molto molto importanti. E poi le festeggeremo insieme, e se abbiamo da mettere più amore anche in Halloween faremo anche questo.